Va ora in onda Spazio Più. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, Candeia, é o Matita Pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma é um fonte, pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma pata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama. Bom dia a todos. Estamos qua a Radio Libertà, em direto proprio da Rio de Janeiro. Uau. Molto obrigado. Abbiamo appena trasmesso Água de Marzo, che vuol dire pioggia di marzo in italiano. Purtroppo non siamo in diretta da Rio de Janeiro, ma salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dal Brasile, sono numerosissimi e voglio sempre ricordare che ci sono più veneti in Brasile, forse più veneti nella sola città di San Paolo del Brasile, che è una metropoli di 20 milioni di abitanti e passa che in tutto il Veneto messo insieme, quindi vi lascio immaginare. Perché abbiamo cominciato con questa canzone molto bella che ha questa tonalità brasileira della bossa nova che a noi piacciono molto, perché io mi sento brasileiro dentro. Sì. E anche un po' fuori. No, scherzo. Ovviamente è il mio solito. Allora, invece siamo in diretta da via Carlo 41 in Milano, dal famoso bunker di Radio Libertà. Chi vi parla, il vostro sparacassate preferito Federico. Ribadisco, a Milano ci sono 6 gradi, altro che Rio de Janeiro. Ci sogniamo le temperature e i pappagalli che volano, questi cocoriti belli colorati che volano nella spalla da tutto a Rio de Janeiro. Fatto sta che in Brasile stanno festeggiando e tra un po' vi spieghiamo il perché. I cocoriti, permettimi una precisazione, li ho visti ad affile l'altra settimana. Ecco, allora come c'è ben una sapete, colonia di cocoriti, di pappagalli. dopo Sud America c'è anche il Sud Italia che quando dice Mimmo è diventato uguale. Allora quasi alla seconda metà metteremo un'altra canzone molto quasi, la trovo, la metto. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, siamo qua finalmente. Questa voce rauca che vi parla invece a fianco a me Mimmo Magnetta. C'est moi, Mimmo Magnetta. Segnatevi questo nome, Mimmo Magnetta. No, segnatevi anche è vero, Magnetta. Segnatevi pure il suo numero 339 11 70021. Se volete dopo la trasmissione mi potete fare tutti gli scherzi telefonici che vi pare piace. A Mimmo! Perfetto ragazzi. Invece per intervenire in diretta 0292947222, ripeto 0292947222, ripeto. Invece per i più timidosi c'è il numero WhatsApp 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Mi raccomando un po' di moderazione, no, perché questa trasmissione che si può dire che è tutto tranne che sia moderata, però stiamo un po' nel merito. Che caspita, non è che potete scrivere come si chiama, ho un'irritazione vicino a vi immagino cosa, o l'eruzione cutanea qua o altre, cioè è bello parlare dei cavoli nostri, ma fino a un certo punto ragazzi, no, ma se uno deve parlare di irritazioni cutanee deve chiamare nella trasmissione dove si parla di salute. Una volta l'avevamo, era la Radio Padania Libera, avevamo anche la trasmissione che parlava di salute. Padania Salute era
Ho capito, per carità è bello parlarne, però insomma atteniamoci all'argomento. Allora, perché abbiamo cominciato con musica brasiliana? Perché oggi? io devo fare una cosa un po' fuori dal normale, mi devo spogliarao perché sto morendo di caldao, Ecco, perciò ragazzi, in diretta avrete uno spogliarello. È tutto inutile, è tutto inutile. Io sono stanco. Comunque, questo fa capire la gioia del Sud America, quanto Sud America sia nelle nostre vite, no? E non solo a livello, insomma, a noi di musica, i barbari urlanti ci fanno una pippa. non solo a Boh. livello di musica, ma anche a livello di sostanze stupefacenti. E Mimmo è la dimostrazione. Sì, la mia sostanza stupefacente preferita è il vino, Ecco. soprattutto il rosso, anche se però ieri ho assaggiato un vino bianco. Mimmo, ma non un ce ne può vermentino fregare di meno. Gallura, ma Non ce che ne si fotte chiamava una Saragat. Mettiamo le mani a carciofo. Che caspita ce ne frega a noi? C'entra. Che ce ne fotte a Perché noi, Mimmo? il vino c'entra in questa trasmissione che noi dobbiamo fare. Va bene, noi insomma, andremo sembra- a parlare di una cosa Allora, seria. che è successo? Che l'Italia di Giorgia Meloni è stata l'ago della bilancia diciamo, per colpa di Giorgia Meloni, che ha votato a favore. L'accordo tra il Mercosur e l'Unione Europea per creare la zona di libero scambio più grande del mondo è passata. Insomma, la Mercosur o il Mercosur. Che cos'è il Mercosur? Allora, uno mi ha chiamato e ha detto, ma qual è il Mercosur? Un'azienda di Mercogliano. Mercogliano è una meravigliosa località in provincia di Avellino. In Campania. No, in questo caso, sì, Avellino in Campania. In questo caso no, non è l'azienda di Avellino che commercia frutta, perché è la Mercosur. Però ci avviciniamo. Mercosur è un'associazione che riunisce 4 paesi dell'America Latina o del Sud America: Brasile, Uruguay, Paraguay e Argentina. Facile, sono solo 4. Brasile, Uruguay, Paraguay e Argentina, ed è un piccolo mercato interno, una specie di brutta copia della comunità economica europea, come si chiama, avere un mercato unico. Faceva parte anche il Venezuela, ma è stato buttato fuori perché era poco democratico. E poi detto dal Paraguay. Chiudiamo la parentesi. Il Paraguay, come ben sapete, ha una storia poco felice di democrazia perché ha avuto sempre colpi di Stato uno dietro l'altro. Beh, perché l'Argentina e il Brasile. Sì, ma il Paraguay più di tutti. Il Paraguay, infatti il nome dice tutto, Paraguay, capito? Infatti di guai ce n'erano pochi là perché c'erano sempre militari al potere. Vabbè, chiudiamo la parentesi. Che hanno fatto in Europa? Cosa si sono inventati? Visto che noi ce la prendiamo in quel posto da tutti in pratica, Sempre. E hanno detto, perché non apriamo il nostro mercato a tutte le merci che arrivano dal Sud America? Uno dice, è pure una buona notizia, almeno se uno si deve comprare una cosa. No, cari amici miei, intanto perché in Sud America le valute dei 4 rispettivi stati valgono meno di 0, cioè penso che la carta igienica, ora non vorrei essere denunciato per diffamazione, però insomma il real brasilero, il peso argentino, penso che anche in Paraguay e in Uruguay ci sia il peso, come ben sapete non sono monete famose per la stabilità. Tuttavia il real brasilero è meraviglioso perché è coloratissimo, è una moneta che è un'opera d'arte. Sembrava un pappagallo. Sì, è tipo un pappagallo che ha perso i suoi piumi, ci hanno fatto banconote. Ecco, per dire a poesia brasileira, no? E quindi loro stanno facendo festa, perché ora, per cosa è famoso, cari amici a casa Sud America? Per la produzione agroalimentare. Dovete sapere che là ci sono pianure sterminate. No, una volta il Brasile era famoso per l'esportazione di travestiti. Io l'altro giorno, tornando da Roma, ho fatto il viaggio senza bus con un bel travestitone alto 1,95 m a fianco, che gli toccava la gamba, non solo. Vabbè, andiamo avanti. Cosa mi tocca sentire, ragazzi? Io non ce la faccio più. Io vorrei essere semiserio, perché qua in pratica Giorgia Meloni ha affermato per la devastazione dell'agricoltura europea, anche italiana, mentre c'erano dei paesi europei, per una volta i nostri cugini d'Oltralpe, il presidente Macron ha fatto la cosa giusta, perché la Francia, l'Irlanda, la Polonia e altri paesi europei si erano opposti, e finché l'Italia diceva di no, questo accordo infame veniva bloccato. Ora, grazie alle politiche idiote di Giorgia Meloni, bisogna dire, questa trasmissione non è mai stata tenera col governo, un errore immenso che anche la Lega dice. Leggeremo anche le dichiarazioni dei nostri rappresentanti, perché però, come ben sapete, quando il partito è piccolo, prende pochi voti, incide in maniera relativa. Voglio ricordare anche che il ministro dell'agricoltura ha un certo cognato di Giorgia Meloni che si chiama Lollobrigida. Quello che faceva fermare i treni? Sì. Per scendere. Ha fatto bene a Pompei. Se uno deve andare a Pompei, tra l'altro vado sempre là vicino a fare le vacanze. Voglio salutare, a proposito della Lega, il sindaco Cosimo Ferraiuolo, che è il sindaco di Angri. Sì, Angri è attaccato a Pompei, quindi
faccio i saluti. Questa è una trasmissione dove facciamo anche geografia Sì, italica. sì. Ogni Però tanto anche ci già Salerno, ricordiamo. no? A Non proposito è di Napoli, produzioni dove tipo in campagna i pomodori, ecco, ci risogneremo perché arriveranno tutti da Sud America. Ma andiamo avanti, abbiamo detto che l'Unione Europea ha aperto i mercati perché secondo Ursula von der Leyen, che attenzione, sa che questo accordo è talmente una porcata che non lo farà nemmeno approvare dal Parlamento europeo, diventerà direttamente Legge. esecutivo. Cioè, pensate l'enormità della porcata, mentre il TTP, tutte CETA, tutti gli altri trattati schifezze andavano al vaglio del Parlamento europeo, venivano bocciati o modificati in profondità. In questo caso non ci sarà la benché minimo vaglio di questa specie di assemblea democratica che è il Parlamento europeo. È l'ennesima fregatura che l'Unione Europea ci ha propinato. Ma il problema è che questo giro c'è la firma firma di Giorgia Meloni. Tu hai parlato prima di Macron che non l'ha firmato, perché chiaramente quando Macron diceva qualcosa che non andava bene, gli agricoltori francesi si incazzavano. No, ma noi Macron l'abbiamo sempre sbeffeggiato, cioè, noi non è che siamo teneri con i francesi, tuttavia la Francia è il granaio d'Europa, almeno dell'Europa occidentale, sarà il primo paese a essere completamente asfaltato dalle produzioni che arrivano dal Sud America. Perché? Perché oltre ad avere questi appezzamenti abnormi, perché parliamo della pampa, pianure enormi, anche il Brasile, l'enormità, un continente il Brasile per estensione, ragazzi. Il Paraguay non ne parliamo, il bestiame. Già con la vecchia lira la carne argentina arrivava e sbaragliava qualsiasi concorrenza, figuriamoci ora con l'euro che è fortissimo. Sono monete che valgono pochissimo, quindi con le tariffe, con i dazi e le regole europee riuscivamo un attimo a bloccare sta roba. Ora che non c'è più nessun dazio, nessuna regola europea, cioè qualsiasi porcata con i pesticidi, e il Brasile ne usa a man bassa, di 2000 varie sostanze che sono una più tossiche delle altre, sono vietatissime in Europa. Gli italiani ancora di più, poi, perché se in Europa sono vietate delle cose, qua in Italia invece proprio peggio ancora. Ma sarà solo roba loro, cioè non ci prendiamo in giro. In Francia infatti i agricoltori sono furiosi, e anche in Italia. Ora daremo voce, anche leggeremo le dichiarazioni dell'associazione che rappresenta meglio gli agricoltori in Italia, che è la Coldiretti, almeno per i coltivatori diretti. So che ce ne sono altre due associazioni importanti, però io ho sentito per esperienza sono molto vicino alla Coldiretti. Brandini, che è il presidente di Coldiretti, stamattina l'ho sentito, infatti lui diceva quanto quelli che erano i danni appunto che avrebbe provocato questa cosa che è stata firmata. Voglio dire solamente una cosa: la firma di questo Mercosur praticamente mi ricorda tanto la firma che fece Bettino Craxi quando, per farsi dare maggiori quote a livello di cooperazione internazionale, praticamente limitò quelle che erano le quote latte, che provocò la storia delle quote latte ha provocato un sacco di disastri, proprio di distruzione di quello che era il settore dell'allevamento e della produzione latte, che era un settore molto importante. E io mi ricordo tutte le volte a Pontida, quando mi venivano al gazebo appunto del più dei professionisti imprenditori uniti, mi venivano incazzati persi perché dicevano: ma qua le quote latte, la Lega aveva detto che faceva questo, questo e quest'altro, però appunto all'epoca la Lega non contava niente, e appunto quella porcata la fece Bettino Craxi, che contrabbandò delle quote appunto di cooperazione internazionale in cui tante associazioni di sinistra ci sono sguazzate dentro, e appunto spezzò le gambe, però appunto spezzò le gambe agli allevatori nostrani di latte. Sta succedendo la stessa cosa, perché ci sarà un disastro. Prandini stamattina appunto parlava dicendo: hanno fatto una porcata. Morale della favola, si è contrapposto uno che non sono riuscito a capire il nome, se era su Radio 3. C'è anche la Bolivia, scusate, ho dimenticato anche la Bolivia, pensate un po', quindi arriverà un sacco di bamba. No, non scherzavo, amici. No. Ma quella non c'ha il dazio. La bamba non arriva, sì, allora costerà di meno. Che ci devo dire? Dentro le banane ci llega pure la cosa. E comunque appunto praticamente è venuto fuori da questo incontro, c'era sto dibattito fra Prandini, una giornalista, e un altro, insomma è venuto fuori appunto che chi era a favore di questo Mercosur era il rappresentante della Federdistribuzione. La Federdistribuzione, udite, qua chi lo dice Mimmo Magnetta, dato che già altre volte sono stato attenzionato, Federdistribuzione praticamente non è altro che la rappresentanza della grossa distribuzione,
italiana, della GDO, la famigerata GDO, che fino a qualche decennio fa faceva parte di Confcommercio, hai capito? Quando poi appunto con la Bolkestein abbiamo cominciato, Confcommercio ha cominciato ad essere attaccata appunto dagli ambulanti, dai balneari, da tutto il mondo delle attività delle partite IVA praticamente, e Fede Distributore fece la mossa di separarsi, però appunto noi abbiamo avuto sempre in Italia i sindacati che pigliavano i soldi delle tessere per lavorare, per difendere il lavoratore, e poi puntualmente gli davano, posso dirlo? No, lo di Mimmo, no, per favore. Vabbè, glielo davano nei Paesi Bassi, insomma, perché appunto lo infilavano nel deretano di qualcuno, ecco, così è più e non per piacere, per forza. Hanno scelto questa cosa, ma praticamente il governo Meloni, la Meloni ha preso, ha firmato sta porcata del Mercosur, perché se no l'asfaltavano, perché qua dicono che se il governo di destra fa delle cose l'asfaltano. Beh, ovviamente c'è la solita Confindustria, che è l'associazione dei prenditori, che ha tanti media, ricordiamo Radio 24, la voce del padrone, come il nostro mitico Pierluigi Pellegrini diceva, anzi un saluto a Pierluigi, un bacione. È tutto vero, questi qua sono comunque, la Confindustria possiede direttamente e indirettamente gran parte dei media nazionali, quindi o arrivavano i soldi o arrivava questo accordo infame che chissà quanto sarà vantaggioso per la nostra industria, quasi poco. Si stima una crescita aggiuntiva in 10 anni dello 0,7% del PIL, cioè niente. Sicuramente la grossa distribuzione che già affamava i produttori agricoli italiani guadagnerà ancora di più. Ecco, sicuramente chi ci guadagnerà saranno loro. Anche la Germania è convinta di guadagnarci, sempre quella Germania che ha aperto la Cina. La stessa Cina che ha asfaltato completamente la Germania. Dovete sapere, cari amici, che la Germania è in enorme crisi economica, chiudono stabilimenti dappertutto. E cosa fa la Germania per riprendersi? Investe 500 miliardi di euro nella difesa, perché loro sono convinti che se noi prendiamo Volkswagen e fare produrre carro armato tank, noi riprendere. Il problema è che la Germania armata fa sempre un pelino di paura, non so perché già 2 volte è successo. Quelli sono vecchi pregiudizi, dai, su, perché quelli tedeschi quando iniziano a essere pieni di armi, perché non infatiamo la Polonia? Qua in Germania siamo un po' troppo stretti, e quindi vogliono spiegare, vogliono dire fermati. No, quando scendono dalle Alpi invadono anche l'Italia. Un po' difficile, quell'Italia è facile, entriamo da Brenner o prendiamo subito tutto, facciamo Strafe Expedition, a parte gli scherzi, c'è chi la sogna ancora. E leggiamo un po', insomma, partiamo dalle dichiarazioni di Matteo Salvini, perché in Lega non dormono. Abbiamo detto, purtroppo la Lega ha un peso relativo, però non si dorme, ecco, lo sappiamo, si sa. Ecco, così facciamo parte della maggioranza, ovviamente non siamo sicuramente noi a mettere in discussione questa maggioranza che non arriverà sul Mercosur. No, la Lega non ha mai cambiato idea. Non ritengo che accordi di libero scambio senza tutte le garanzie che ad esempio gli agricoltori chiedono possano essere utili. Ma non è solo questo, parliamo qua di vino, sappiate che in Sud America c'erano anche i vigneti, in Brasile, ho detto ci sono più veneti in Brasile che in Veneto. Sapete che quelli, cosa fa un veneto quando se ne va di casa, soprattutto nei vecchi secoli fa, va e cerca di produrre l'ambiente che aveva nel Trevigiano. La maggioranza sono della provincia di Treviso, ma di Verona e Vicenza sono tutte province dove si producono dei vini eccellenti. Nei tempi antichi gli emigranti portavano il sacchetto con dentro la terra, tanti altri emigranti, alcuni anche in Puglia, si portavano dietro il rametto di anche i semi si portavano. Sappiate che fanno dei vini meravigliosi che costano, grazie al fatto che le monete locali del Sud America sono ultra svalutate, una sciocchezza. Quindi prepariamoci anche all'invasione di vini. Comunque leggo dal Foglio: la Lega promette battaglia dopo sia al Mercosur, Lollobrigida soddisfatto e Patuanelli Movimento 5 Stelle, perché questo vi fa capire che sono tutti d'accordo tranne qualcuno, ha lavorato bene, capito? 5 Stelle applaudono. Minchia, dire che appunto il Movimento 5 Stelle da 3 anni a sta parte, più che criticare ogni fiato che appunto il governo fa, non fa. Stavolta sto Patuanelli ha detto che Lollobrigida ha lavorato bene. Io voglio invitare i vignaioli di Affide a rivoltarsi contro quello che il loro c'è la Lega che guida la rivolta. Sto leggendo il Foglio, che è un giornale che è completamente avverso alla sede, insomma, del partito di cui parlo. E il ministro dell'Agricoltura incassa gli ultimi miglioramenti e il governo dà il via libera all'accordo commerciale con il Sud America. Il Carroccio, cioè la Lega,
sulle barricate, diremo no in Parlamento, il PD maggioranza nel caos, però intanto il capogruppo del Movimento 5 Stelle, ex ministro e predecessore di Lollobrigida, si lascia sfuggire. È bravo? Vabbè, è bravo. Comunque Francesco Lollobrigida porta a casa gli ultimi ritocchi che migliorano l'accordo. Sottovoce lo riconosce pure dall'opposizione, da ex ministro dell'agricoltura, uno come Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, sappilo caro Giuseppe Conte. Esultano gli industriali, un po' meno, si fa per dire. Lo fanno gli agricoltori che a Milano versano il latte per strada, perché arriverà anche il latte. Non arriva latte intero, amici, si fa liofilizzato, arriva in polvere, ci aggiungi l'acqua e ci fai quello che vuoi. È allo stesso modo con cui arrivano tonnellate di latte dalla Germania, dalla Danimarca, dalla Polonia, un giorno anche dall'Ucraina se entrerà. Eppure i maiali che arrivano da tutte altre parti diventano guanciali. Dalla Lituania e dalla Lettonia, che sono paesi, cioè davvero uno dice, ma che caspita fanno i Lituania e Lettonia? Fanno vitellini che esportano. Sapete che quella poca carne di manzo che c'è nell'Europa occidentale si fa, spesso i vitellini arrivano dall'est Europa e si fanno 2-3 mila chilometri in camion. Certo. Lasci immaginare come gli animalisti io non come sono saranno animalisti, contenti. però insomma la carne te la mangi. Se il vitellino sta male ti mangi carne che non è buona, forse è per questo il motivo che va a mangiare la carne non sa più di niente o di qualità pessima. Comunque gli agricoltori a Milano versano il latte per strada, con loro tra i trattori c'è anche il senatore Gianmarco Centinaio della Lega. La Lega annuncia barricate, il governo di Giorgia Meloni alla fine compie un'altra giravolta e dice ufficialmente sì all'accordo commerciale con il Sud America. Sai, dunque oggi mentre venivamo qua mi è venuta in mente la carriera politica di Giorgia Meloni, che è cresciuta alla sede di Colleoppio e poi praticamente è assurta presidente di Azione Giovani, che era il movimento universitario, in cui si era battuta con Carlo Fidanza, che adesso è presidente di Fratelli d'Italia in Europa. E praticamente appunto Giorgia Meloni faceva parte dello schieramento di Ignazio e di Maurizio Gasparri all'interno di quella che era Alleanza Nazionale. Praticamente invece appunto Carlo Fidanza veniva dalla destra sociale, che stava vabbè, io posso leggere le ultime dichiarazioni così chiudiamo. Scusami, solamente sta cosa. Leggo le ultime due dichiarazioni e poi andiamo avanti. Ieri un ex ministro dell'agricoltura Centinaio era a Piazza Milano con gli agricoltori in protesta, lo aveva annunciato al Foglio e ha ribadito con un video la sua posizione, che può essere sintetizzata così: il Mercosur è uno schifo, il timore per esponente della Lega è che molte aziende saranno costrette a chiudere, ed è la verità. Claudio Borghi, senatore della Lega, si aggiunge poco dopo: il falco leghista, l'euroscettico, vabbè, questo è il Foglio, che bombarda quotidianamente Bruxelles, prepara con Bagnai proposte di legge per riequilibrare la comunicazione dei rapporti fra Italia e Unione Europea. Chissà con chi se la prende Lollobrigida, dice. Comunque qua mi taccio, c'è chi non sta zitto, c'è chi dice no, però con l'8-9% si fa poco. Scusa Mimmo, vai avanti con la genesi. Sì, con la genesi appunto Giorgia Meloni è stato un parto nato da il gruppo Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri. Dopodiché appunto in pratica Giorgia Meloni vinse su Carlo Fidanza, che adesso dopo tanto tempo è diventato anche lui europarlamentare, insomma ha ritrovato un suo equilibrio, ma praticamente il gruppo, cioè Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri, uno è diventato appunto presidente del Senato, e sarà quello che, se muore Mattarella, avrà il privilegio appunto di diventare, nel tempo in cui viene trovato un nuovo presidente. Non è vero. Però insomma, morale della favola, invece appunto Gasparri è diventato uno di Forza Italia. Noi Maurizio Gasparri lo incrociammo anni addietro in piazza Montecitorio, eravamo io e te, durante una delle tante manifestazioni fatte in difesa degli ambulanti italiani che venivano colpiti dalla direttiva europea Bolkestein, e praticamente Maurizio Gasparri, dopo aver fatto il tribuno sul palco improvvisato a favore degli ambulanti e contro la Bolkestein, ci saluta dicendo: io vado al Senato che devo andare a votare il TTP. Cioè il TTP era una porcata simile. Ecco, ma l'hanno fatto anche peggio, perché è vero che comunque è stato bloccato poi dagli americani stessi e altri paesi europei. Cioè, per una volta che l'Italia poteva stare dalla parte giusta con un governo
che almeno Fratelli d'Italia diceva sovranista e tutto, invece è stata una delle più grandi truffe a un comparto che è già in ginocchio, che è quello dell'agricoltura italiana. Ma tutta l'agricoltura da nord a sud, dall'allevamento, dallo SPEC dell'Alto Adige e la bresaola della Valtellina, che già ora si fa con carni brasiliane. Dovete sapere che la montana, insomma, molte aziende di bresaola valtellinese sono di proprietà brasiliana, fino ai pomodori del Foggiano, all'olio d'oliva, davvero alla frutta, agli agrumi. Chi ne ha più ne metta, però dopo tutte le botte e i colpi che l'Unione Europea ha fatto con la Cambogia, con l'Egitto, col Marocco, con Israele, che è organizzatissimo, però per carità anche là lo shekel israeliano vale molto meno dell'euro, e con la guerra poi non ne parliamo, è crollato il valore insomma dello shekel. Sappiate che le arance israeliane sono non competitive di più. Ora tutto questo rischia di essere spazzato via all'ennesima potenza, con la quale arriveranno bastimenti pieni, passo le navi, no? Arriva un bastimento pieno di frutta, grano e carne del Sud America, senza nessun controllo. Non finisce qua, ora pubblicità, poi un piccolo stacco musicale, torniamo con la seconda parte di questo brutto colpo, insomma, alle spalle. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Cocorito, cocorito, e non vecchio pappavalle, è scampata tanta guerra, su rubai una coppa a spalla. Cocorito, cocorito, e non vecchio pappavalle, è scampata tanta guerra, su rubai una coppa a spalla. Cocorito sempre vivo, non mi resta mai più niente, senza tu sono finito, oh ma che farò vedente. Sono rimasto sulle penne rosse e gialle, ma è puro balbuziente. E cagaglio pappavalle, cocorito, cocorito, una scilla di ligname, deperito, e le luce gialle famma. Cocorito, cocorito, e non vecchio pappavalle, e scappalla tanta guerra, solo rubai una coppa spalla. Cocorito sempre vivo, non mi resta mai più niente, senza tu sono finito, oh ma che farò vedente. Cocorito, e non vecchio pappavalle, e scampata tanta guerra, solo rubai una coppa spalla. Cocorito sempre vivo, non mi resta mai più niente, senza tu sono finito, oh ma che farò vedente. Se io te ne un francese, o sia un portoricano, mo puntassa fino un mese, che mi trova a Positane, una noce di febbraio, al Lisbona in Portogallo, e miese suona e miese balla, sa rubai no pappavalle. Cocorito, sei perdito, sei perdito, Oh, cocorito, ieno vecchio pappagallo. Questo è Renzo Arbore, ragazzi, e vedete, erano avanti. Dalla provincia di Foggia si risponde al Brasile.
in qualche maniera nella storia di questo pappagallo colorato che insomma aveva precorso i tempi, nemmeno farlo apposta. Quindi siccome c'era Mimmo che ci teneva ai pappagalli, l'abbiamo messo questa canzone, anche perché Mimmo è quasi paesano di Renzo Arbore, non lo dimentichiamo. Quindi ciao Renzo, che ci ascolta sempre dalla sua casa di Roma. Allora noi siamo affezionati ai nostri tantissimi ascoltatori, anche quelli di Sao Paulo do Brasil, che sono un po' incazzati, che dicono no, facciamo tutta roba a bordo, teniamo vino buono. Se c'è qualche brasiliano che vuole intervenire, appunto, dire che non è vero quello che appunto tutti quanti dicono, cioè che in questi paesi del Mercosur usano tutte le sostanze criptogamiche proprio più proibite, che se lo fanno qua in Italia Giovanni Nasse li arrestano. Quasi quasi è meglio la roba di Mercogliano, provincia di Avellino. Merco per Merco, almeno è monnezza del posto, insomma. Ecco, Terra dei Fuochi per Terra dei Fuochi. Non è vero, la Terra dei Fuochi è una piccola zona della provincia di Caserta. Mercogliano che Avellino è già tutta un'altra cosa. 0292947222, ripeto 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta, 340 670 9659. Ho fatto una piccola rassegna stampa, voglio leggervi un pezzo che parla di questo, che è molto interessante, no? Porta un piccolo, insomma, un piccolo fatto molto bene. Non vi posso leggere la fonte perché c'è una fatua che mi impedisce di leggere certe cose, ma ve le leggo lo stesso. Catastrofe per gli agricoltori dell'Unione Europea, per la sicurezza alimentare europea dopo la firma dell'accordo di libero scambio Mercosur tra l'UE e i 5 paesi sudamericani. No, qua dice 4. È sbagliato. For der Leyen ha vinto perché ricordiamo, i 5 paesi sono Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasile e Bolivia. La Bolivia se la dimenticano tutti, ma gli amici boliviani ci sono sempre. Sì, sempre, quelli non mancano mai, anche se praticamente hanno canali molto privilegiati, perché certi prodotti boliviani scarseggiano da altre parti. E invece qua la farina della Bolivia arriva sempre copiosa. No, dovete sapere che poi in Bolivia si beve una buonissima birra di mais che è masticata dalle donne e fermenta grazie alla masticazione, alla saliva. Cioè loro masticano questo mais, lo sputano in un recipiente, grazie agli enzimi della saliva fermenta. Potremmo avere anche quella finalmente. E poi è famosa per le foglie di coca. Essendo in altitudine, la popolazione, per resistere agli sforzi, mastica le foglie di cocaina. Stamattina durante la trasmissione che ho ascoltato parlava pure di sostanze psicotrope che sarebbero arrivate più facilmente. Certo. Quindi certa verdura arrivava più facilmente. Ecco, sì, che verdura. Ecco, il fattore decisivo è stata la decisione del primo ministro italiano Giorgia Meloni di sostenere l'accordo in quello che sarà considerato un amaro tradimento da molti conservatori. Però Federico, tu che hai letto bene la stampa, e Forza Italia che parte ha avuto? È favorevole, perché i popolari, una cosa che la Germania voleva, e il governo della Germania, c'è la CDU che è uno dei principali partiti del Partito Popolare Europeo, quindi come al solito Forza Italia si mette sempre prona. Non per non usare percentuali, però avete capito a quanti gradi, per far passare qualsiasi porcata. Comunque però stamattina erano tutte e due lì da Ciampino a ricevere i due del Venezuela. Comunque, sebbene una coalizione significativa di nazioni si sia opposta alla mossa, in particolare Polonia, Francia, Irlanda, Ungheria, Austria, all'Austria e il Belgio addirittura, che non so cosa coltivino in Belgio, però pure il Belgio. I fiori. Sì, in Olanda, in Belgio cosa fanno? Le patate e il cioccolato forse. Non è riuscita a raggiungere la minoranza di blocco richiesta, cioè l'Italia ha tradito anche la vicina Francia con questa porcata. L'Italia, la Meloni, il primo ministro italiano Meloni aveva già dato segnali in precedenza che non avrebbe sostenuto l'accordo, ma alla fine si è allineata con von der Leyen, nonostante le proteste in massa degli agricoltori. I rischi sono enormi. Il solo Brasile consente l'uso di ben 3.669 pesticidi. Ribadisco, il solo Brasile consente l'uso di ben 3.669 pesticidi. In Italia per usare i pesticidi devi farti un patentino e costano l'ira di Dio. Là invece li buttano come se non fosse niente. Questa è l'Europa che ci soffoca, che ci impedisce di lavorare, di vivere, però qualsiasi cosa arrivi dall'estero e magari qualcuno di loro ci fa la cresta sopra, può entrare senza nessun controllo. L'enfasi dell'Europa sul mangiare locale per ridurre le emissioni di carbonio associate ai trasporti diventerà una barzelletta, poiché il cibo proveniente dall'altra parte del mondo sarà spesso più economico dei prodotti prodotti localmente. Ecco, tuttavia le aziende chimiche di Europa ne trarranno enormi profitti.
Gran parte del cibo che mangeranno gli europei in futuro proverrà dallo stato brasiliano del Mato Grosso, che presenta la maggiore agrotossicità al mondo. Ve lo rileggo, ragazzi. Il Brasile è una repubblica federale, uno degli stati federati è il Mato Grosso, e comunque gran parte del cibo che mangeranno gli europei in futuro proverrà dallo stato brasiliano del Mato Grosso, che presenta la maggiore agrotossicità al mondo. Questo stato brasiliano è il regno dell'industria agricola: cotone, riso, canna da zucchero, mais, massiccia produzione di soia transgenica e uso record di pesticidi. Il Mato Grosso vince ogni competizione mondiale nel campo di agrotossicità, e ieri a Mimo, nemmeno a farla apposta, sabato abbiamo visto Report e facciamo vedere che l'acqua con cui annaffiano queste cose nel Mato Grosso è strapiena di FAS, lo stesso FAS per cui volevano bloccare Mezzo Veneto, per cui è stato costruito un acquedotto di 30 milioni di euro per evitare di farlo consumare le persone, perché fa venire dei tumori gravissimi. Il FAS, in Brasile tranquillamente ci annaffiano qualsiasi cosa che arriverà qua. Il Brasile consente l'uso di 3.669 pesticidi, è un vero e proprio Eldorado per le multinazionali, soprattutto europee. Qui si vendono prodotti vietati nel vecchio continente, sosteneva un vecchio documentario. L'articolo è lungo, però finiamo qua, andiamo... aspettiamo che Report faccia una trasmissione anche lui su questo me lo auguro, argomento. ma non credo che ci sarà, perché il PD è favorevole. Comunque ribadisco il tutto, un'altra grande vittoria per i sostenitori dell'Unione Europea, l'approvazione del Mercosur, il tutto senza alcuna trasparenza e senza nemmeno un voto da parte dell'unico organo eletto democraticamente, il Parlamento europeo. Questa è democrazia, giusto? Sì. La democrazia europea che viaggia in questa maniera, cioè hanno la capacità di affossare le persone, e viene imitata perfettamente anche da tutte le altre istituzioni, perché io per esempio stamattina ho ricevuto una chiamata dei mitici ambulanti di Roma che appunto verranno falciati, 1200 famiglie falciate perché verranno delocalizzate. Gualtieri sta seguendo la linea della sindaca Raggi, e prima ancora del sindaco Marino, ma la nostra regista dice che abbiamo una chiamata, perciò diamo subito la parola. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, buonasera a tutti e due, Lisetta. Buonasera Lisetta. Allora, oggi avete cambiato attività voi, siete inoltrati nel campo agrituristico. Lisetta, noi il martedì ci occupiamo sempre di lavoratori, quelli delle partite IVA, il venerdì parliamo delle guardie. Ho letto stamattina in biblioteca che sono stati aggrediti 7 agenti in 2 giorni in carcere a Bergamo, si intervenga. Lo giriamo... Ecco, è il SINAPPE naturalmente ha chiesto l'allarme, insomma. Sì, noi giriamo l'invito a chi di dovere, cioè il sottosegretario Del Mastro delle Vedove, che è responsabile di questo. Amico oggi no, però fa poco. È lì che perlustra. Sì. A proposito di Fratelli d'Italia, si diano una mossa, perché è bello stare a Roma a fare la bella vita, però bisogna anche lavorare. Addirittura 7 agenti aggrediti in 2 giorni, bestiale, sempre per colpa degli extracomunitari. Signora Lisetta, le posso fare una domanda? Com'è la situazione a Vicenza? Ultimamente è un po' che non sentiamo il nostro amico. No, ma io abito ad Agrate, non abito più a Vicenza, è 40 anni che abito qua, ragazzi. Però vabbè, c'ha parenti a Vicenza? Sì, c'ho ancora le mie amiche che mi chiamano. E si lamentano le sue amiche della situazione che si è generata? Certamente. Siamo ancora in buoni rapporti, anche nonostante che sia un bel po' d'anni che abito qua ad Agrate. Ho capito. Signora queste sono vere amicizie, non quelle di Agrate, mettiamolo tra parentesi. I milanesi sono molto diversi dai veneti. È vero, ha ragione. Lo possiamo testimoniare anche noi, perché qua di milanese fra me e Federico ce n'è mica tanto, insomma. Io sono un bausch milanese. Tanti anni che abito qua e tanti anni che continuano a telefonarmi. Tanto questo siamo andati un po' fuori tema oggi con questa cosa qua. Comunque è la verità. Grazie. Siamo ancora in buoni rapporti nonostante i tanti anni, ripeto, che abito qua. Grazie a Dio. Grazie signore. Ne posso fare una domanda personale? Ma a lei baccalà piace più mantecato o alla vicentina? E alla vicentina, sempre con latte dentro. Anche quelle, le ricette sono sempre venete, quelle che ho fatto, poche milanesi.
Grazie, signor. Grazie. Buona giornata. Vi saluto e buona giornata e buona Grazie. serata ormai, perché la giornata è già a metà. Buona serata a tutti e due. Grazie. Come Grazie. sempre, come sempre. Ma poi non abbiamo sviato, perché noi siamo figli della terra, cioè questo è un paese di agricoltori che ci siamo arricchiti negli ultimi 60-70 anni, cari amici a casa, ma tutti noi abbiamo nonni agricoltori o allevatori, o bisnonni agricoltori o allevatori, veniamo tutti da là. Ma abbiamo un'altra telefonata, vediamo se anche lui è un amante della terra. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, io sono Anna da Como. Ciao Anna, prego. Ciao. Una battuta sul discorso dell'amante della terra. Dico una cosa, che frequento abbastanza il sud, mi capita di andare in Puglia con l'auto e osservo che ci sono dei campi infiniti, una pianura fantastica, una terra bellissima, un sole, cioè tutto abbandonata, cioè noi non coltivata, cioè noi veramente avremmo tutto per fare dei prodotti di altissima qualità e invece questo, non so, bisognerebbe fare delle politiche nazionali anche che vadano oltre le indicazioni dell'Europa, perché noi veramente l'Italia può offrire tantissimo e diventare un paese di produzione agricola di grandissima eccellenza. Noi una volta lo eravamo veramente produttori ed esportatori. Con questo Mercosur che è stato approvato stanno proprio... No, è la botta finale, perché Sì, vanno avanti da anni, pagano gli agricoltori per non coltivare. Questa è l'Europa dell'euro, che poi... quindi... Esatto, per non parlare di tutta l'espiantazione che hanno fatto dei vigneti, gli ulivi che hanno fatto morire. Adesso stanno comparendo questi pannelli solari che ti si spezza il cuore a vedere come stanno deturpando e violentando questa terra. Vabbè, guardate, una sofferenza infinita. Io però volevo dire una cosa per quanto riguarda i militari sulle strade, no? Prego. Un piccolo episodio che ho osservato domenica a Como, in centro Como, c'è un passaggio a livello. Eravamo tantissimi ad aspettare che si alzasse il passaggio a livello per passare e noi eravamo a piedi. Una coppia di persone, c'erano lì due militari, una coppia di persone passa sotto l'asta del passaggio a livello, no? Cioè, cavolo, questi militari non li hanno richiamati, non li hanno identificati. Per me, ed è controproducente vedere due militari che non fanno niente davanti a una violazione e a un atto illecito e anche pericoloso. Ma tutti quanti ci siamo guardati come per dire, ma com'è che questi qua non intervengono neanche con un richiamo a queste persone che hanno commesso una violazione, un atto pericoloso, no? Posso fare una battuta, Anna? Posso fare una... Sì. Anna, forse speravano che passasse il treno. No, ma però quello che volevo arrivare al punto è dire, bisognerebbe trovare il sistema di dare un minimo di poteri di intervento ai militari, che sono per esempio l'identificazione della persona, la possibilità di fare almeno un richiamo, l'identificazione della persona sicuramente, perché se no diventa controproducente anche per la stessa Lega, che si sta muovendo molto su questo settore, che vuole le forze sul territorio, e poi tutti quanti ci diciamo ma cavolo, cos'è? Le mettono lì i militari, poi questi non possono fare niente. Cioè non vorrei che sia un boomerang anche per la Lega fare una proposta del genere e poi vedere se sul territorio ci sono persone in divisa che poi alla fine non ci permettono neanche di fare un richiamo a due persone che passano sotto un passaggio a livello. Non so se sfondi una porta aperta, perché noi le trasmissioni sulla sicurezza le facciamo da anni. Ti rispondiamo ora. Grazie per l'intervento. Prego. Voglio ricordare una persona che non c'è più, quello che era un amico, nonché segretario del SIUP della provincia di Milano, Mauro Guaetta, che da queste trasmissioni, da queste onde, quelle analogiche di Radio Padania Libera, ma anche Radio Libertà, attaccava più volte, state sicuri, l'abbiamo fatto anche noi,
perché purtroppo insomma i militari non sono poliziotti. Ora, noi non ce l'abbiamo con Massimiliano Romeo, magari lui ce l'ha con noi forse, tuttavia nemmeno a farlo apposta qualcuno di noi è nel settore. Ecco, con tutti i soldi che si spendono in strade sicure per cercare di far fare ai militari poliziotti, che non è il loro mestiere, si potrebbero assumere migliaia di poliziotti. Oppure che si potrebbe formati, costringere quelli che hanno i sono i poteri. poliziotti a fare i poliziotti invece che a fare i portaborse, i segretari o gli accompagnatori, perché Sì, ci sì. sono tanti Sì, sì. appartenenti alle forze dell'ordine che vengono, si mettono a fare altre cose. Beh, qualcuno, tipo la senatrice Finocchiaro, faceva anche la spesa e portava i sacchi della spesa, no? Perché quelli di sinistra dicono che la sicurezza non è un problema, però gli piace avere il poliziotto che gli porta la C'è borsa, magari... Emilio Colombo, che è stato ministro più volte, che mandava uomini della scorta a fare acquisti impropri. E poi la scorta bisognerebbe darla a chi rischia davvero, non come in Italia che la scorta è data a tutti, come davvero autista, portaborse, in nessun paese al mondo esiste una cosa del genere, e siamo il primo paese per scorte fornite, non esiste. La scorta va data a chi davvero è in pericolo di vita. Invece siamo al paradosso che abbiamo imprenditori taglieggiati dalla mafia, politici di alcuni comuni del meridione che sono completamente assediati, che pensate un po', vanno in giro senza scorta, perché a loro la scorta non viene assegnata, perché deve essere assegnata all'ex quello, all'ex quell'altro, a Draghi, a Monti, all'ex De Monti, oppure a tanti hanno la scorta anche perché si sono iscritti in una lettera minatoria, grazie alla lettera minatoria che si sono iscritti loro o a false minacce che gli hanno detto di aver ricevuto, si sono ritrovati ad avere la scorta. Sì, loro. Poi invece i sindaci della Calabria, della Sicilia o di alcuni anche comuni del nord, dove l''ndrangheta ha iniziato ad alzare la testa, e fa paura, e ce ne sono, non facciamo i nomi ma ce ne sono, si ritrovano a essere senza scorta, perché nonostante gli sia esplosa un'auto, una macchina, o abbiano i proiettili ogni giorno spediti al comune, o minacce altro che velate dirette, qualcuno è stato addirittura preso a schiaffi da qualche esponente dell''ndrangheta, tranquillamente devono continuare, poi muoiono o gli sparano, come quel sindaco della provincia di Salerno, insomma, che è stato malmenato in una piazza, ed è tutto normale, va bene così. Io penso, Salvini quando era ministro dell'interno questo l'avevo fatto, mi auguro che anche Piantedosi revochi la scorta quando non è necessaria, ma non per dispetto, ma per necessità. Ma per ora, a parte questo, è un argomento appunto che dovrebbe afferire la trasmissione di venerdì, ma basterebbe che il governo facesse un decreto in cui appunto dispone alle forze che si impegnano alla difesa del territorio, siano forze dell'ordine che anche esercito, che gli diano quelli che sono dei ruoli dalla facoltà, faccia fare, non so, che ci sono agenti della penitenziaria che non sono agenti di polizia giudiziaria, non possono fare certe cose. No, non sono addestrati per fare il loro lavoro dentro le carceri, figuriamoci fuori. Ecco, questo è un problema, uno dei tanti problemi di cui dovremmo parlare venerdì, ma non riusciamo mai a farlo. Comunque torniamo alla ciccia. Sì. Diciamo, perché il Mercosur, perché l'agricoltura? Ragazzi, noi siamo quello che mangiamo, siamo il paese più famoso, abbiamo vinto dall'UNESCO, come si chiama, la cucina italiana patrimonio dell'umanità. Sì, è stato un successo che Lollobrigida tanto... Sì, e poi sarà tutta roba brasiliana. Guarda che fine che ha fatto, però, allora di che cavolo, su. E poi dico anche Forza Italia, non è possibile ogni volta prendere e fare... Vabbè, quello è il partito del padrone di Arcore, no? Sappiamo benissimo che Forza Italia è, insomma, è a servizio della famiglia Berlusconi, tant'è vero che si narra che il Pier Silvio da un momento all'altro ritornerà, prenderà le orme del padre, senza offesa. Si metterà a zappare la terra? No, a guidare Forza Italia. Senza offesa, Pier, hai trovato la pappa pronta da papà, ma tuo padre era un'altra cosa. Ecco, possiamo dirlo questo. Sì, no, non che mi stesse simpatico Silvio Berlusconi, però tra Silvio e per Silvio, insomma, c'è un divario enorme. Comunque come qua si parla Pacifico. di uno che appunto ha edificato un sacco di case, cose varie, cioè, mo vediamo appunto se veramente Pier Silvio vuole scendere in politica, cerca di difendere quelli che sono i pochi lavoratori italiani, quelle che sono le poche eccellenze italiane che abbiamo. Una delle eccellenze, oltre al turismo, è anche quella appunto della produzione agricola, dell'enogastronomia, che noi ci dicono che siamo accettati e ben accolti dappertutto. È dati da fare allora. Ecco, tra l'altro Silvio, che era anche proprietario della squadra che ha più vinto in tutto il mondo.
Quello è il Gorgonzola? No, era il Milan. Ecco. Lui ci teneva sempre a dirlo. Io sono un po' chissà in paradiso come sarà là a guardarsi da zone, come il Milan e quello che accade. Vabbè, lasciamo stare. Sicuramente a raccontare le barzellette al principale. Oh, ciao Dio, ti vuoi raccontare 2 barzellette? No, raccontane una. No, non lo so. Erano tutte zozze la maggioranza. Fa ridere la scena, però non so perché mi immagino questo. Comunque andiamo avanti. Abbiamo un'Europa che è sul piede di guerra, no? Perché i militari vengono tolti? Perché l'Europa ha chiesto a tutti i paesi di reintrodurre il servizio militare obbligatorio. Verrà reintrodotto anche da noi. In Francia e in Germania hanno già cominciato con la leva volontaria, che non ha senso perché la leva è obbligatoria, ossia se non raggiungeranno le 200.000 arruolamenti all'anno in Germania verranno estratti a sorte alcuni giorni di un determinato anno e queste persone dovranno presentarsi all'ufficio della leva. Quindi come ben vedete leva volontaria è una beata mazza. Ecco, è un'Europa che va verso la guerra. 500 miliardi di euro della Germania investiti in armamenti, ci stiamo riarmando e cosa facciamo? Deleghiamo, appaltiamo a controterzi la produzione alimentare e di allevamento, insomma alimentare. Io dico, ma metti che scoppia una guerra e quei paesi, magari facciamo la guerra con la Russia che è il sogno dell'elite europea, non si sa per quale motivo, dopo Napoleone e Hitler si è messa anche la von der Leyen e questi soggetti qua che c'è sempre questa tentazione di andare, non bastava la Polonia, vogliono tutta la Russia. Von der Leyen, ripensaci perché hai visto che è andata male sia Napoleone che anche capito, Adolfo, ripensaci. È arrivata lei. Comunque metti che il Brasile è amico della Russia e dice sapete che vedevo che non vi vendo più una beata scippa di niente e qua non arriva più il latte cioè si chiama sicurezza alimentare, sovranità alimentare, come il ministro di Lollobrigida. Cioè è saggio fare una scelta del genere quando tu stai riarmando un continente intero in funzione di un vicino che non ti piace, che è la Russia in questo caso. Tu vuoi fare la guerra alla Russia e deleghi la produzione alimentare a un paese che è lontano 10.000 chilometri dall'altra parte dell'oceano, che ha un posizionamento, Brasile, comunque Sud America, che è dei BRICS, cioè è non allineato col tuo posizionamento occidentale. Io solo questo, ragazzi, evidentemente io sono un pirla, nipote di agricoltori, insomma, sono di origini pugliesi, è una regione che, come ha detto l'ascoltatrice, vive di agricoltura poco, una volta si viveva solo di quello, ma in tutta Italia, da Bolzano a Lampedusa, a Pantelleria, dove si coltiva davvero in condizioni impressionanti, ma si coltiva, siamo tutti figli, nipoti, comunque l'agricoltura è il secondo lavoro più vecchio del mondo dopo il primo, che ben sapete qual è. Qual è? E poi ti faccio il disegnino, a casa lo sanno qual è il più vecchio lavoro del mondo. Sì, perché dopo che mangiare e fare ficchi sono le 2 necessità base della razza umana, a quanto pare. Quindi che l'uomo che bisogna fare una professione si evolve quando smette di cacciare e inizia a coltivare. Sì, quella è la differenza. Che facciamo? L'Europa avanzata tanto è come se volesse tombare la base della civiltà. Ragazzi, non coltivate, non vi moltiplicate perché non vogliono che noi facciamo certe cose in Europa. Che senso ha vivere a sto punto? Addirittura non possiamo coltivare, ma ci costringono a importare roba da chissà dove. E non dite no, però uno che vuole lavorare. No, ragazzi, perché non si può competere a roba venduta a 1/10, a 1 centesimo del valore, del costo che costa qua per produrlo con regole idiote. Questa Europa non si può cambiare, va rasa al suolo, bisogna ricominciare da zero. Non si cambia un'istituzione radicalmente sbagliata che è l'Unione Europea. Questo è l'ennesima goccia che fa traboccare il vaso. Meditate, gente, meditate. L'Europa non si cambia. L'Unione Europea non si cambia. O ce ne liberiamo noi o questi si liberano di noi. Siamo arrivati a questo punto, o sopravvivono loro o noi, e loro lo sanno benissimo. Mi auguro che qualcuno in Italia e in Europa si svegli. Detto ciò, siamo arrivati alla fine. Volevo ricordare anche, a proposito di Vicenza, un imprenditore vicentino molto famoso, soprattutto nel settore bancario, Zonin, un grandissimo banchiere, ovviamente qua sono ironico, ed è stato il primo in Italia a importare il vino dal Sud America, dal Cile. Ecco, già Vicenza all'epoca ci vedeva avanti anni luce. Zonin è stato l'inizio di quello che sarà il futuro, perché gran parte dei vini che berremo saranno giustamente sudamericani, costano di meno e la qualità è sempre più buona.
Meditate, gente, meditate. Questa è l'Europa che ci conviene. Questa è l'Europa di Romano Prodi, di Ursula von der Leyen, di Mario Monti e di Mario Draghi. Adesso è diventata anche della Meloni. E a quanto pare sì. Detto ciò, Giorgia, ripigliate. Fai ancora in tempo, ripigliate. Ecco, aridateci, cosa? Non so, aridateci non so chi. No. Aridateci la lira. Sì. Che sarebbe già un bell'inizio. Ci passerebbe poco. Pensa che pure in Egitto c'hanno la lira, oltre che in Turchia un Egitto. Noi in Egitto abbiamo l'era buona, troppo buona, stiamo bene. Ecco, se ce l'hanno loro, a proposito, perché chi in Egitto c'è la lira, dobbiamo ricordare appunto sempre il nostro amico. Il fornaio di Cologno, Viale Lombardia 47, Cologno Monzese, un vero e proprio artigiano del pane, e il pane brasiliano non lo farà fuori. Ripeto, il fornaio di Cologno, Viale Lombardia 47, 20093, Cologno Monzese, Milano. Detto ciò, grazie a tutti per l'ascolto, andate tutti a Cologno Monzese a mangiare le pizzette del fornaio. Ciao! Avete ascoltato